Venerdì 5 settembre, presso il Castello di Monselice, si è svolto il convegno Turismo Rurale, Visione e Avvio Borsa del Turismo Rurale, promosso dalla provincia di Padova nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale Tour Rivers, in collaborazione con il GAL Patavino e il GAL Bassa Padovana. Il convegno è stato l'occasione per presentare la borsa del turismo rurale del Veneto, la cui presentazione ufficiale si terrà il 4 ottobre presso il Castello di Lispida di Monselice. In questa occasione attorno al tavolo siedono tutti i protagonisti del turismo rurale della Regione del Veneto, dalla Regione ai ruoli istituzionali fino alle imprese attraverso le associazioni di settore, e ha come obiettivo ovviamente quello di aprire una rete, un dialogo tra tutti i soggetti che sono poi i protagonisti all'interno del sviluppo del settore. L'incontro si colloca all'interno di un progetto di cooperazione Tour River e ovviamente vede tutti i GAL del Veneto impegnati insieme agli agriturismi, agli enti istituzionali e alla Regione, confrontarsi e vedere come lavorare per dare risposta a una domanda crescente, ma che ci vede come dire, impegnati a ovviamente rendere protagonisti il territorio. Dopo i saluti istituzionali è stato esposto il quadro normativo del turismo rurale della Regione Veneto. Attraverso il progetto di cooperazione interterritoriale Tour Rivers, i GAL puntano alla promozione del turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi. È già stato fatto uno studio preliminare sugli indirizzi che saranno sviluppati con questa iniziativa. Durante il convegno è stato presente anche l'Ente Nazionale del Turismo Serbo per presentare la realizzazione di un piano sulla sostenibilità del turismo giovanile per lo sviluppo rurale. Sono state quindi esposte le esperienze di turismo rurale nel Veneto e in conclusione si sono confrontati gli operatori del settore sulla vision e sulle attese relative al turismo rurale.